deve essere riconoscibile e questa è una delle tecniche per renderlo tale. La linea si deve vedere, sempre cambiando di tonalità, una tonalità leggermente più scura, cercando di coprire la stuccatura bianca. Man mano cerco di scurire, anche magari con dei puntini, ciò che non mi riesce possibile chiudere con la righetta verticale. Questa lacuna è stata precedentemente stuccata perché, diversamente da quelle che abbiamo visto sul fregio, in questo punto delle spaccature del supporto ligneo creavano un dislivello da appianare. Vale lo stesso per tutti i punti crepati. Ecco nel dettaglio i ritocchi sulla parte lignea. Ed ecco il loro risultato. Siamo al passaggio finale, si chiama velatura. Grazie ad essa, ad un occhio distante, il ritocco risulterà perfettamente mimetizzato. Qui sto dando una velatura più calda per scaldare il colore, questa parte qua, questa è stata rifatta. La velatura serve anche ad equilibrare parti più ampie, ad esempio questa che è molto ben conservata e questa che invece è molto sbiancata, con magari delle velature sempre ad acquerello che accompagnino praticamente il colore originale alle parti dove invece il colore è molto abraso. Il fregio è fatto anche di parti dorate, sono cornicette di legno intagliate a palline e fusoliere e roselline realizzate in cartapesta. Stavano comunque staccando già dal supporto. In più c'era tutta la polvere che scendeva da dietro, per cui abbiamo preferito staccarle in modo che noi siamo andati a pulire bene sotto e dopo andiamo a chiudere la fessura e andiamo a riadagiare le palline originali, già pulite e consolidate. E dove non c'erano più è stato necessario ricrearle. Torniamo in laboratorio a Verona per vedere la nascita di queste parti plastiche. Allora, facevano a pedale, facevano metà e metà. Facevano prima una metà e girava così, a pedale. Poi girava il legno e a pedale faceva l'altra metà. Perché man mano che si assottiglia, se non tengo fermo qua, se non tengo fermo con la mano, si piega e si rompe. Si è fatta a sua volontà. Queste sono le roselline originali, ci troviamo di fronte a tre tipi di consolidamento.
Ci sono parti spezzate tipo questa che vanno consolidate iniettando all'interno dell'adesivo e poi dal retro si mette una carta velina giapponese con appunto l'adesivo. Poi ci sono altre roselline che sono state consolidate in questo modo, appunto qui è stata ricostruita con la stessa resina con cui sono state costruite quelle diciamo ex novo. E poi appunto vanno rimodellate, una volta ridorato non si vedrà dove è stato ricostruito. Invece queste erano proprio spezzate in più punti, quindi bisognava ricostruire proprio la sagoma, la forma della rosellina. Perfetto. Va bene? Benissimo. Su una base marrone vengono applicate nuove foglie d'oro che verranno successivamente invecchiate con un'opportuna velatura. Così si conclude anche l'intervento sul soffitto. Ecco ora il nuovo aspetto della sala. Entriamo ora nella sala di Diana, sala che colpisce per gli effetti coloristici persino sotto questo spesso strato di polvere. Qui siamo nella fase finale. Si parte sempre da un colore di base che viene scurito mano a mano per arrivare gradatamente al tono giusto. Si ritocca anche qualcosa che è emerso nella fase di pulitura. Queste mensole che muovono la parte di finta architettura del fregio erano coperte da ridipinture. Anche a queste reintegrazioni realizzate in carta manca solo il tocco finale della velatura che scalda il colore e rende il tutto omogeneo. Un lavoro particolare è stato fatto sugli elmi,
soprattutto per renderli più saldi nei punti sospesi. Ecco i nuovi strati di carta e garza di cotone incollati sul retro. Come nella sala Jean Courtois, anche qui gli artisti hanno voluto incrementare il senso della tridimensionalità con delle parti in aggetto, realizzandole però in carta e non modellando l'intonaco sul muro. I riquadri centrali, raffiguranti placidi paesaggi in contrasto con l'aggressività festosa delle armature, non presentano più quelle palline bianche dovute a calce scadente che si vedevano prima. Ecco le reintegrazioni pittoriche operate nei punti in cui i cosiddetti bottaccioli avevano rotto la pellicola pittorica. Sono distinguibili dalla tecnica a puntinato. Come il tratteggio, essa riempie i vuoti lasciando riconoscibile l'intervento. Lo scopo è: deve essere riconoscibile comunque il passaggio del tempo sull'opera, però non deve alterare quello che era la leggibilità del ciclo originale. Ed ecco mantenuto l'impegno. Daniela Campagnola e la sua equipe hanno compiuto un lavoro enorme, amorevole, paziente, un lavoro che oggi ci permette finalmente di godere appieno della grazia di figure e motivi vegetali. Della bellezza dei colori. Dell'originalità dei volti. Del realismo degli effetti illusionistici. La qualità artistica del lavoro compiuto dagli allievi di Carlo Maratta, massimo rappresentante della seconda fase del barocco romano, è finalmente riemersa per festeggiare ancora una volta lo splendore e il fasto di Palazzo Altieri.